Ma di domani io sono molto preoccupato perché la sindaca, la Andreotti, non ha informato nessuno delle minoranze, credo neanche della maggioranza, ma mi risulta che ci siano 40 o 39 o 40 clandestini pronti ad arrivare a Noale, che lei aveva dato disponibilità. Profughi a Noale, l'annuncio non è ufficiale, arriva dal segretario della Lega Nord di Venezia, Sergio Vallotto, che chiede chiarezza al sindaco Patrizia Andreotti. Potrebbe anche comunicare ai cittadini che stanno arrivando clandestini a Noale. Noi siamo assolutamente contro e andremo poi a fare ogni azione e manifestazione per contrastare questo possibile arrivo. La soglia di accoglienza massima sopportabile nel veneziano sembrerebbe vicina ad essere raggiunta. Le tensioni più forti ovviamente sono nell'ex base militare di Conetta, ma alcuni richiedenti asilo a malcontenta si sono recentemente resi protagonisti di una protesta sulle modalità di accoglienza. Queste proteste sono una prova in più che stiamo andando nella direzione sbagliata, perché un ringraziamento ci starebbe bene. Una considerazione perché il cibo non è buono, credo che noi del territorio mangiamo peggio di loro a volte, ci sono famiglie che non riescono neanche a mettere assieme il pranzo con la cena. La protesta di Mira ha fatto anche scoppiare le polemiche attraverso i nostri microfoni tra sindaci che ritengono di avere fatto il proprio dovere e comuni che rifiutano profughi sul proprio territorio. Perché Mira ne ha 160 e Scorzè ne ha 0, ho detto Scorzè, potrebbero essere anche altri comuni. Questa è una bella domanda. Maestreiner, tutt'altro che intimorito, ha risposto così. Di immigrati a Mira dovrebbero portarne 500, non solo 160, perché lui è sempre stato favorevole all'accoglienza. Si tratta però di polemiche destinate probabilmente a spostarsi altrove, magari verso la prefettura. Dei 44 comuni della città metropolitana di Venezia, ben 23 non hanno ancora migranti. Tra poco potrebbero averli, volenti o nolenti. Io sono costretto a sistemare i migranti dove trovo posto. Non mi piace fare questo, a me piacerebbe invece che ci fosse quest'ampia condivisione